Sulle dimissioni del dottore Vaccaro, il primario del pronto soccorso di Agrigento, dopo l'intervento del parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina, ora è la volta del parlamentare agrigentino Giovanna Iacono del Partito Democratico, che afferma come è stata presentata un'interrogazione al Ministero della Salute. Un fatto, spiega Iacono, che mette in evidenza ulteriormente e drammaticamente la grave crisi che interessa il servizio sanitario pubblico e del territorio agrigentino della Sicilia e più in generale. Tra i problemi più evidenti, afferma il parlamentare Iacono, c'è ovviamente la carenza di personale, con una differenza significativa tra i numeri previsti nelle piante organiche e il dato dei lavoratori in servizio. Solo un esempio: nell'ambito degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì e Ribera, su 63 medici dell'area di emergenza e di urgenza previsti, ne risultano in servizio circa la metà. Tali carenze, continua il parlamentare Iacono, si registrano in tutti i reparti e determinano una situazione difficile per operatori, pazienti anche nell'ambito della medicina di base, delle guardie mediche e nelle commissioni per accertare le invalidità civili. Nella mia interrogazione ho chiesto di sapere se il Ministro è a conoscenza di quanto sta accadendo e quali sono le iniziative che si intendono attivare per quanto di propria competenza per provvedere a potenziare gli organici in servizio presso gli ospedali del territorio agrigentino e di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Sulla vicenda del dottore Vaccaro interviene anche l'Ordine dei Medici di Agrigento, affermando come le dimissioni del primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio riaccendono i riflettori sul problema della carenza dei medici, che interessa non solo Agrigento ma tutta l'Italia. Riteniamo poco produttivo commentare la vicenda in sé, continua l'Ordine dei Medici, ma occorrerà senza ombra di dubbio risolvere il problema alla radice per evitare il propagarsi di simili situazioni anche in altri ambiti specialistici della sanità. La facoltà di medicina delle università continuano a restare con un numero limitato di accessi alle specializzazioni. Ciò limita l'opzione di scelta, con l'idea infondata che in tal modo si innalzi la qualità degli specialisti. Ci siamo invece accorti nel tempo che l'unico risultato prodotto è la gravissima mancanza dei medici. Cercare le responsabilità, se mai ve ne fossero, per le dimissioni del dottore Vaccaro non è utile ad alcuno, semmai sarebbe appena il caso di rivedere la macchina organizzativa aziendale per apportare quei ritocchi utili al suo buon funzionamento, attuando più efficaci interventi al piano sanitario da parte del governo regionale. Attraverso un'altra nota stampa interviene anche il circolo del Partito Democratico attraverso la nuova segreteria. Le recenti irrevocabili dimissioni del direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, oggetto di un'interrogazione da parte dell'onorevole Giovanna Iacono e di una nota stampa dell'onorevole Michele Catanzaro, sintetizzano il degrado raggiunto dall'assistenza sanitaria. Il circolo del PD di Agrigento è schierato in difesa della sanità pubblica, dei suoi lavoratori, e manifesta piena solidarietà al direttore dimissionario, dottore Vaccaro, e a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri e al personale di supporto, costretti purtroppo a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. La nota stampa conclude dicendo che in mancanza di adeguate e immediate risposte non si potrà che auspicare l'immediata rimozione del direttore sanitario, il commissariamento dell'azienda sanitaria provinciale. Il rispetto della salute dei cittadini e della dignità dei lavoratori sono un diritto irrinunciabile che va tutelato e difeso.